Sesta della serata, il trofeo delle regioni, selezione Emilia-Romagna 2, i candidati alla finale, 11 i soggetti al via, con l'1 Black Beauty Key, Giovanni Ghirardini, 2 Dulcinea di Casei, Vincenzo Vitagliano, 3 Dagranit Dipa, Cristian Venturelli, 4 Dylan Chris, Fulvio Gallo, 5 Donata Indal, Peppe Leanza, 6 Cabras di Casei, Vittorio Miniero, 7 Camelot R, Andrea Orlandi, 8 Barolo Griff, Patrick Romano, 9 Beethoven Griff, Giuseppe Rizzo, 9 Barcellona San, Michela Rossi, 11 Uragano del Pino, Matteo Zaccherini. Macchina che prende velocità, il mezzo meccanico che accelera e alla chiusura delle ali la più veloce è Cabras di Casei, che assume l'iniziativa nei confronti di Dulcinea di Casei, che cerca di scendere alla corda all'ingresso della prima piegata. Allo steccato rimane Black Beauty Key di fuori, Dylan Chris, più a largo Donata Indal, il gruppo compatto che va ad affrontare la prima piegata al comando della corsa. Cabras di Casei, Vittorio Miniero, alle loro spalle c'è Dulcinea di Casei, al cui sediolo è salito il proprietario Vincenzo Vitagliano, viene Dylan Chris all'esterno, mentre dalle retrovie il favorito Uragano del Pino risale gradatamente il gruppo e si porta ora ai fianchi di Cabras di Casei. Insiste Uragano del Pino ai fianchi della Battistrada, i due che si distaccano in lotta, mentre perde contatto Dulcinea di Casei, al cui esterno rimane Dylan Chris, più a largo Donata Indal alla corda. Black Beauty Key, insiste il favorito Uragano del Pino a fianchi della Battistrada. Cabras di Casei con Dulcinea in seconda posizione alla corda. Di fuori c'è Donata Indal, costretta alla terza ruota Dylan Chris, il ritmo della Battistrada che dopo un parziale in 33 ha inanellato un secondo in 32 per arrivare in un minuto appena abbondante agli 800. Inizia il giro conclusivo con Uragano del Pino sempre in pressing nei confronti della Battistrada, mentre alla corda rimane Dulcinea di Casei. A largo di tutti si profila il 9 di Beethoven Griff, cavalli al mezzo giro conclusivo parziale in 16 con Cabras che respinge ancora il serrate di Uragano del Pino. Si cerca di aggiungere alla lotta anche Beethoven Griff con Dulcinea che segue allo steccato. Siamo all'ingresso della curva conclusiva. Cabras con Uragano all'esterno e Dulcinea alla corda, il gruppo che si ricompatta e si apre a ventaglio all'ingresso della direttura d'arrivo con Cabras ancora reattivo al comando. Ci prova all'interno Dulcinea, più a largo c'è Uragano e a largo di tutti c'è Camelot R, ed è Camelot R con Andrea Orlandi che viene a vincere, a guadagnarsi il pass per la finale con Barolo Griff che con finish ficcante viene ad apparigliare Uragano del Pino. Il tutto in 1:16.4, la vittoria da outsider per Camelot R, Andrea Orlandi, 31 a quota fissa, 25,11 al totalizzatore con per il training di Massimo Chiarini, la vittoria nei confronti di Uragano del Pino con Barolo Griff in terza posizione. E questi primi due nomi che accederanno alla finale e sono appunto Matteo Zaccherini, secondo arrivato, ma soprattutto Andrea Orlandi grazie al suo Camelot R.